Lorenzo Lucca è ormai un giocatore del Napoli e adesso scatta il momento per l'Udinese di trovare il suo sostituto. Chiaro, non c'è una particolare fretta, ma nemmeno ci si può rilassare. Keenan Davis non può essere sufficiente per portare la dote di gol necessaria per sognare in grande. I nomi sulla lista non sono pochi e aumentano giorno dopo giorno, con l'ultima pista che porterebbe in Serie B a Christian Spendi, che tra l'altro l'8 maggio del 2022 allo Stadio Friuli segnò 2 gol nel 4-1 della finale di Supercoppa Primavera tra Cesena e Udinese, con gli altri 2 gol segnati dal suo gemello Steven. Già allora erano state chiare le sue eccellenti caratteristiche, che poi hanno reso grande il Cesena, permettendo alla squadra romagnola di acciuffare di nuovo un posto in Serie B a suon di gol. Realizzazioni che ha trovato anche nel suo primo anno in cadetteria, nella quale è stato capocannoniere per lunghi tratti della prima parte della stagione, quando poi un infortunio alla caviglia ha minato il suo percorso. Il ragazzo classe 2003 è comunque stato uno degli attaccanti più prolifici della Serie B con 11 reti e potrebbe anche essere pronto al salto nella categoria superiore. Tanto per cambiare, però, c'è anche una suggestione che porta dritta in Polonia, da dove è riemerso il nome di Adam Buksa. I media polacchi hanno rilanciato l'interessamento dell'Udinese per l'attaccante classe 96 che era già stato accostato al club friulano e che attualmente gioca al Midtjylland in Danimarca, dove in 39 gare i gol segnati sono stati 15. Buksa fisicamente è il giocatore che più si avvicina per caratteristiche a Lucca e nelle giovanili è passato per Novara prima di giocare da professionista in Francia, Turchia, Stati Uniti e approdare in Danimarca. In Polonia invece Buksa ha incrociato la via di Kosta Runjaic, che è stato suo allenatore, situazione che potrebbe avvicinarlo di più all'Udinese. Che resta alla finestra anche per un difensore, con Jay Izes che si avvicina al Genoa, il quale potrebbe perdere Mattia Bani diretto verso Palermo. Resta complicata invece la trattativa che porterebbe a Udine Chialunda Gaspar. Lo ha confermato lo stesso presidente del Lecce, Saverio Sticchi Damiani, che ha detto come alla società interessi tenere il suo difensore. A centrocampo invece il nome nuovo è quello di Lukasz Lakomi, centrocampista dello Young Boys che l'anno scorso ha giocato anche in Champions League. Lakomi piace parecchio e potrebbe essere un profilo alternativo a Piotrowski, anche se non è da escludere l'arrivo di entrambi, visto che tira aria di cessione in mediana nel club friulano con Sandy Lovric e Martin Pagero che potrebbero lasciare il Friuli. Al momento l'argentino è più vicino a una possibile partenza con sirene dal Sud America, ma anche un interessamento del Villarreal. Ufficiale invece la cessione di Gonzalo Esteves all'Alberca in prestito con diritto di riscatto per la metà del cartellino. A proposito di ex, si appresta a tornare in Serie A Pervis Stupignan, che dal Brighton dovrebbe arrivare al Milan. Il sudamericano fu portato in Europa dall'Udinese, ma ha giocato solo per Granada e Watford prima di prendere altre strade. E infine c'è Stefano Caca, che potrebbe rimettersi in carreggiata e accettare la corte del Ravenna in Serie D, qualora tutte le visite mediche certificassero la sua idoneità.